Si è svolto questa mattina nell'atrio del Palazzo della Provincia regionale il tradizionale scambio di doni tra il prefetto di Agrigento e le delegazioni dei gruppi di folklore partecipanti alla 77esima Sagra del Mandorlo in Fiore, al 67esimo Festival Internazionale del Folklore e al 22esimo Festival dei Bambini del Mondo, un'atmosfera di festa, un momento di gioia, di allegria, tradizione e cultura vissuto tra le delegazioni dei gruppi partecipanti al Festival del Folklore di Agrigento, per testimoniare attraverso la danza, la musica, la diversità tra le culture e soprattutto i principi di pace e concordia tra i popoli. Agrigento diventa così un luogo in cui le differenze esaltano lo spettacolo, l'arte, anziché il motivo di odio e di conflitto tra le autorità presenti, anche i rappresentanti del Libero Consorzio Comunale, la dirigente Antonietta Testoni, in rappresentanza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e il segretario generale Pietro Amorosia. Ad accogliere i partecipanti, il prefetto di Agrigento e il sindaco della città. Oggi abbiamo voluto innovare anche questa edizione della Sagra. Come vedete, il Palazzo del Governo accoglie gruppi folcloristici all'aperto, perché questa è la peculiarità della nostra terra, che abbraccia le varie culture anche con un clima che è unico al mondo. Quindi il Palazzo del Governo oggi apre le porte a tutti coloro che vengono da varie parti del mondo. Tutto questo nel segno dell'amicizia, della fratellanza e soprattutto nell'accoglienza delle diversità dei popoli. Questo vuole essere la 76esima Sagra del Mandorlo e questo è l'auspicio, perché anche negli anni a venire questo momento di unione possa sempre di più consolidarsi e diventare sempre il punto e l'ombelico del mondo. È la prima Sagra, si aspettava questa manifestazione? È la prima Sagra, con molta emozione, io la sto vivendo in ogni momento, ogni angolo della città è invasa da colori, da danze, di musica. Mi meraviglia la partecipazione, non pensavo che ci fosse questa accoglienza così calorosa. Questo è un plauso a questo popolo, a questa cittadinanza, e quindi grazie per l'accoglienza a tutti. Bilancio positivo, ieri sera abbiamo visto in via Atenea tanta gente, gruppi ballare, l'inaugurazione dello street food, oggi il ricevimento qui in prefettura e questa sera l'esordio al Palacongressi dei gruppi. Diciamo che abbiamo ridato la Sagra agli agrigentini, portandola per strada, portando tutte le manifestazioni per strada, e questa è la vera essenza della festa, la comunione, lo spirito di collaborazione, di scambio culturale. Agrigento così non si vedeva da tempo. L'anno scorso ci abbiamo provato, ha funzionato, quest'anno stiamo raddoppiando e triplicando le presenze ovunque. Ieri sera era un bagno di folla da Piazza Pirandello a Porta di Ponte, la gente si divertiva e grazie al nostro servizio d'ordine, ma soprattutto all'intelligenza degli agrigentini, non è successo neanche un incidente. Stiamo rispettando gli orari, le prescrizioni, con una grande collaborazione con le forze dell'ordine. Insomma, il tempo ce la sta dando buona, cosa chiedere di più? Assessore Costantino Ciulla, presente a questo scambio di doni, un bilancio di questi primi giorni di Sagra in attesa poi dello spettacolo conclusivo che ci sarà domenica. Ma sicuramente un bilancio positivo. Il Mandorlo in Fiore ancora una volta si conferma essere la manifestazione più importante per Agrigento, un festival che ha preso, che è un festival antico, ormai 77 anni, quindi una grandissima storicità, un grande evento per Agrigento che è destinato a diventare sempre più grande e sempre più internazionale. L'auspicio che quest'anno sicuramente, nell'anno di Capitale Italiana della Cultura, è che possa essere mandato un segnale forte fuori da Agrigento, dalla Sicilia, perché no dall'Italia verso il mondo che ha bisogno veramente di pace, e questo è quello che auspico personalmente, perché i conflitti che ci sono ancora oggi in corso sono veramente non belli e dispiace tantissimo. Quindi Agrigento, con questa manifestazione che trova coinvolta sicuramente tutta la città, questi gruppi internazionali che arrivano e condividono gioie, colori, danze, musiche, siano veramente sempre più presenti ad Agrigento nei prossimi anni, e che sia un Mandorlo in Fiore bello anche per gli agrigentini che avranno modo di visitarlo, e per i turisti.
Ieri sera Teatro Sold Out per il premio Luca Crescenzo, un bilancio della serata di ieri, avete dato tanti premi. Sì, una bellissima serata anche con la collaborazione delle varie associazioni e dell'Unicef che hanno voluto dare il premio ai vari gruppi che hanno partecipato al Festival I Bambini del Mondo. Una bellissima serata, abbiamo avuto anche l'apporto dei musicisti agrigentini Giovanni Buzzurro e Graziano Mossuto, li ringraziamo per questo e siamo veramente felici di questa edizione del Festival I Bambini del Mondo e adesso ci saranno le sfilate per Agrigento e naturalmente la passeggiata della pace domani mattina alla Valle dei Templi. Avvocato Taibbi riconfermato per Capitale 2025 alla guida del FAI ad Agrigento, anche oggi presente a questa rappresentazione, a questo incontro del gruppo. Prefetto. Sì, colgo l'occasione per invitarvi per le prossime giornate FAI di primavera. Il FAI fa 50 anni, Agrigento è Capitale Cultura, quindi sarà un'edizione speciale e con l'occasione anche votate per i luoghi del cuore. Tra i luoghi del cuore dell'Agrigentino c'è Santo Stefano, l'eremo di Santa Rosalia al terzo posto e quindi sono tante le iniziative sulle quali siamo impegnati e speriamo di dare così un momento di crescita anche alla nostra. Abbiamo visto il vostro presidente parlare della biblioteca lucchesiana nazionalmente al suo programma. Sì, la biblioteca lucchesiana è nel cuore del presidente ma nel cuore di tutti noi e quindi sarà la chicca un po' delle nostre giornate di primavera che presenteremo in conferenza stampa il 19 marzo alle 11 dai Carabinieri.